Presidente Serracchiani, oggi al via il canale istituzionale Instagram della Regione Friuli Venezia Giulia. Sì, è un altro passo importante per avvicinarci ai cittadini, per far conoscere la Regione e magari creare attenzione in quei cittadini che sono un po' più distratti rispetto alla politica e alle cose quotidiane, penso in particolare ai giovani. Il canale Instagram è importante perché attraverso le immagini spesso si riesce a catturare l'attenzione molto di più che con le parole. Ovviamente le parole che non devono essere ostili, come oggi abbiamo detto, ricordando il manifesto di parole ostili che abbiamo condiviso già da tempo. Presidente, posso velocissimo, visto che si parla tanto dei social, riuscire a portare le istituzioni sui social può generare anche magari maggiore responsabilità negli utenti, una sorta di senso civico? Diciamo che questo è l'obiettivo ultimo che mi auguro possa essere raggiunto. Intanto mi accontento di quello minimo, e cioè di creare quell'attenzione, e poi creata l'attenzione mi auguro che qualcuno voglia approfondire, conoscere meglio le istituzioni, criticarle quando è necessario ed opportuno e anche ovviamente apprezzarne l'attività quando questa attività serve appunto per i bisogni quotidiani dei nostri cittadini.